Sono certa che se chiedessi ai veneti, Veneto tu che puoi, non quello che è in soglia di povertà, non quello che non ce la fa, dare un X perché queste risorse vanno qui in Veneto, in questa direzione, le persone più bisognose, gli anziani in difficoltà, i giovani per l'università, io credo che i veneti potrebbero dirci di sì. Se chiamati a dare un contributo in una fase sociale delicata, i veneti non si tireranno indietro. Questa è la convinzione dell'assessore Donazzan nei giorni in cui la regione sta decidendo se introdurre o meno l'addizionale regionale IRPEF. La Regione del Veneto è da 12 anni che non ha l'addizionale regionale, cioè questa tassa che poi è una tassa che entra nel bilancio della regione, quella stessa regione che è ben governata e che poi produce servizi, dà risposte. Mentre le categorie economiche già interpellate in merito hanno detto prevalentemente sì, altre voci sembrano andare in direzione contraria. Non è sfuggito a nessuno un post del leghista Massimo Bitonci che sui social, senza fare riferimenti specifici, ha tuonato: durante una stagnazione economica le tasse si tagliano, non si aumentano. Anche l'ultimo sondaggio di Ring tra i telespettatori di Antenna 3 ha mostrato una forte contrarietà alla misura, più di 8 partecipanti su 10. Insomma, il tema divide in un momento già di per sé complicatissimo, soprattutto tra alleati di centrodestra, con la stessa Premier in pectore Meloni impegnata nel delineare il nuovo esecutivo e dare il giusto spazio a tecnici e politici rappresentativi delle tre anime della maggioranza. Una coalizione si tiene insieme sempre con equilibrio, che non ci deve essere una forzatura, chi è più grosso piglia tutto. E questo però va sempre gestito così. Una coalizione è un patto che deve portare a stare insieme. E stare insieme vuol dire non essere ricattati, non porre ricatti, ma dare le giuste condizioni. E a proposito di equilibri politici, in tanti già guardano alle prossime regionali con la stessa Donazzan che gioca a carte scoperte. Abbiamo al governo la prima presidente donna, vogliamo che accada così anche in Veneto? Senta, ognuno ha un sogno, questo è il mio di sogno, ma non può essere solo il mio personale. È chiaro che tra le cose che in politica accadono sono anche mettere a frutto le proprie competenze